Eccoci arrivati alla tomba dei giganti Savrajgada. Allora entriamo. Vedete che meraviglia. Questa è l'esedra. L'ingresso molto stretto, poi c'è un piccolo vestibolo, qui entriamo. Qua c'è la cappella e un albero che cresce tra le rocce. Dalla parte a destra dell'esedra vedete parte questa specie di muretto, che si vede bene dall'esterno, che delimita questa parte anteriore della tomba dove probabilmente venivano fatti i riti. E qua vediamo delle pietre che ugualmente delimitano una zona quasi circolare. Qua sembra esserci qualcosa, non so dire però bene cosa. La tomba all'interno è lunga, un vano funerario lungo 10 metri, mentre la parte esterna della tomba, che poi andiamo a vedere, è lunga 18 metri. Questa parte qua, l'esedra parte da là, credo una quindicina di metri. Boh. Poi di fronte a voi vedete la grotta Savrajgada, che dopo andiamo a vedere. Qua forse c'è anche un'incisione, non capisco. Il posto è bellissimo, c'è sopra un albero, un senso di pace pazzesco, proprio molto bella. Qua non so se sono naturali o meno, ci sono queste similcopelle, però non so dire.